Inseguimento nella notte tra domenica e lunedì lungo via Trieste a Marghera. Ad avere la peggio un'auto della polizia stradale con 2 agenti a bordo. L'auto della stradale proveniva da via Trieste quando ha terminato la sua corsa qui all'ingresso di via del Bosco, finendo contro un mezzo di Veritas. Nell'impatto i 2 agenti sono rimasti feriti e portati poco dopo all'ospedale con l'autoambulanza. Per loro una prognosi di 7 giorni. Illeso invece il conducente del mezzo Veritas. Era circa l'1 quando in piazzale Parmesan, dove era in corso un posto di controllo, gli agenti della Polstrada hanno intimato l'alta a un'automobile che invece di fermarsi ha accelerato, finendo anche su un marciapiede e perdendo dei pezzi dalla vettura, dando inizio all'inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri lungo la via che collega Marghera a Chirignago. Improvvisamente però l'auto della polizia si è schiantata contro il camion della nettezza urbana, mettendo fine alla corsa degli agenti, mentre il fuggitivo ha potuto proseguire il suo percorso. Gli investigatori però sono sulle sue tracce e potrebbe avere le ore contate. Sulla vicenda si è espresso il segretario provinciale del sindacato di polizia Antonio Serraino. Questo ci fa capire l'elevata pericolosità che si trovano ad affrontare tutti i giorni gli uomini e le donne che portano una divisa per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Da parte nostra, come FSP Polizia di Stato, va l'augurio di pronta guarigione ai due colleghi e speriamo che le indagini in corso portino a un'identificazione rapida del colpevole di tutto questo scempio.